Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati di nuovo video dello Spazio Batman Napoletano, come state? Spero tutto bene. Eccoci qui nel post partita di Roma Napoli, al momento siamo all'80esimo e 31. Il Napoli ha segnato nel primo tempo con David Neres al 36esimo minuto ha segnato, quindi verso la fine del primo tempo. Partita che è stata dominata dal club partenopeo, da Mio Napoli. Mio Napoli. Io prevedevo nei pronostici una vittoria per 2-0. Intanto ho cambiato un po' l'inquadratura, ok, così si vede il Napoli e lo scudetto a 7. Intanto stavo dicendo una partita molto combattuta, molto sudata, però quello che posso dire è che il Napoli l'ha lottato. Intanto ho parato Milinkovic quando si è forte, frate, ma mamma mia, hai sbagliato Baldassi, mamma mia, che parata, vai giù che parata, fa morire. Mamma mia, voglio Milinkovic sta facendo un mostro. È un mostro, voglio. Guarda loco, che riflesso che te. Mm. Cioè, voglio ha fatto una parata con Baldanzi, ma così io ho allungato il braccio e ha parlato col polso. All'89esima 53, quasi fornuto. Guarda, un minuto di recupero? Sì? No, 6 di recupero. Non so perché sono stati dati 6 minuti di recupero. Però devo fare anche, stavo dicendo, è stata combattuta e sudata. Perché la Roma con Gasperini è un club ostico. Ma è sempre stata un club ostico. Sempre stata un club che ha messo i bastoni tra le ruote a Napoli. Intanto, piccola chicca. Che la Roma non vince la partita del 2022. Intanto player of the match sicuramente sarà Svilarra, questo è un giocatore del Napoli, da quanto vedo. Cioè sì, ci sta uno però, cioè se in questi 6 minuti Svilar, Roba e gli altri iniziano a giocare malissimo da 5, ma no, penso che sia impossibile. Però vabbè, se devo fare intanto qua stanno facendo rivedere la grande parata di Savic, mamma mia, un tiro da avvicinato da un 5-6 metri, ma forse pure di più, un 8-9 metri. E, bellissima parata, bellissima, voglio dire, devo fare i complimenti a Savic. Ehm, Devo fare anche i complimenti per questa partita alla Roma, che ha giocato una signor partita contro il Napoli. Devo fare i complimenti a Svilar, che nel primo tempo ha fatto 2-3 parate. Mamma mia, voglio bellissimo. È bellissimo io. Intanto l'Inter oggi alle 3 se non sbaglio ha giocato contro il Pisa, ha vinto 2-0 Lautaro, grande Lautaro, devo fare i complimenti a Lautaro, però secondo me Christian Chivu dovrebbe mettere anche un P. Esposito al posto di Thuram, che secondo me quest'anno non ha trovato la quadra giusta per fare grandi gol, cioè per segnare 7. Però poi l'Atalanta ha giocato alle 6 e ha vinto anche lei 2-0. Che vanno al gol Cossonu al 41esimo e dopo 10 minuti, cioè dopo 20-25 minuti, perché l'intervallo è roba varia, tanto fallo per chi? Per Antonio Conte, sì, vabbè, fallo per Antonio Conte, scusa, dovrebbe essere, no, scusa, sto malando, dovrebbe essere fallo a favore di El-Shaarawy, cioè no, però si è incazzato subito, si è arrabbiato subito perché non gli ha fischiato, non ha il fallo quindi si è arrabbiato e si è preso il giallo. Poi stavo dicendo, dopo un 20-25 minuti Lookman ha messo il secondo gol al 51esimo minuto. Ma intanto mancano 3 minuti alla fine della partita.
Vabbè, e comunque secondo me Lookman si sta risvegliando, sta totalmente risvegliando. Il Napoli che attacca molto forte, fallo, no, non è fallo, scusate, vai, ah, punizione per la Roma, punizione per la Roma, ci sta, perché è un fuorigioco, la sta battendo, sì, là. No, intanto. E come dicono i telecronisti, la Roma non ha minuti, non ha più minuti per recuperarla, sta partita. Cioè, ha letteralmente 2 minuti, perché siamo al 94esimo. Intanto Baylis ha dato la palla al giocatore del Napoli che ha subito il fallo. Che è questo Oliveira? Sì, è perché è stato assattonato, cioè è stato tirato, non è riuscito. Cioè, devo fare molto i complimenti a Silar che si prende il player of the match. Grande portiere, grande portiere. Sinceramente io al posto di Milinkovic avrei preso Silar in estate. Però non è che Milinkovic mi dispiace molto, eh. Non è che mi dispiace chissà quanto, però è sapiato a Silar come portiere d'alternanza di Meret. Intanto entriamo nell'ultimo minuto perché siamo ancora 4 secondi al 5esimo. Punizione per la Roma, siamo al 95esimo. Manca un minuto, manca poco meno di un minuto. Tanto Roma che sta attaccando, fermateli, fermateli. Vai di loro e Wood, ya. Mamma mia. Vai, pressalo. Mamma mia, vai. Guarda, c'è la falciata proprio. Ma chi? Giallo per chi non l'ho visto? Ah, per Olivera. Mamma mia, giù la falciata. Giocatore della Roma, mamma mia. Intanto punizione per la Roma è salito pure Silar. Quindi in un possibile contropiede. Vai, non c'è il portiere, vai, prendi il pallone. È finita, vai giù, è fornuto, vai giù, è fornuto, abbiamo vinto 1-0 contro la Roma, andiamo al secondo posto, la Roma è quarta, o terzo quarto, andiamo al secondo posto, abbiamo vinto, se stiamo a 28 punti, e andiamo a pigliare pure la prossima partita con la Juventus, vediamoci, andiamo a pensare prima, Cagliari, che uscirà il video mercoledì, e poi mai a pigliare la partita contro a Juventus, a vincere 2-0, a vincere 2-0. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!